Complessivamente però i sindaci sono sempre più convinti che c'è bisogno di uno status particolare per le nostre città fisarmonica ed è quello che è emerso in tutti i temi come elemento conduttore, minimo comune denominatore. Regolamentare lo status di città balneare per garantire un sistema di servizi adeguato al vertiginoso divario che durante l'anno si registra tra popolazione turistica e popolazione stabilmente residente. E questo è l'obiettivo principe della rete nazionale dei comuni balneari con almeno 1 milione di presenze turistiche, il G20 Spiagge, che comprende ben 5 località del veneziano. Riconfermata per altri 2 anni coordinatrice nazionale, la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, tira le somme del sesto summit dell'associazione ad Arzachena in Sardegna. Il tema dell'erosione, il tema dell'organizzazione burocratico-amministrativa, l'organizzazione dei nostri comuni, il tema della sicurezza e il tema dei servizi per i residenti. Uno per tutti il lavoro come elemento trasversale di tutta la nostra costa italiana. In Veneto il turismo balneare gode di ottima salute, ma non per questo cessa la competizione con altre località e il pericolo di perdere turisti a favore di altre destinazioni del mondo. Il settore balneare innanzitutto in Veneto rappresenta quasi la metà delle presenze regionali, quindi 35 milioni di presenze su tutta la costa, ma poi è anche un settore maturo, fondamentale, ma che ha bisogno sempre di innovazione, che è la parola d'ordine non solo legata al tema del turismo. Ad Arzachena anche il passaggio di consegne con Caorle, che ospiterà il prossimo summit del G20 Spiagge. Io credo che sia una tappa importante perché questo G20 sta crescendo molto, ci sono trattati temi fondamentali per l'economia turistica, c'è stato un confronto su buone pratiche che vorremmo naturalmente ripetere, che vorremmo osservare, che vorremmo in qualche modo farne tesoro.